Abbiamo presentato l'area urbana del Conegliano Vittorio Veneto, sicuramente un passo importante, 13 comuni, 139.000 abitanti, oltre 55.000 addetti nelle imprese e soprattutto abbiamo un'area industriale che è la più grande della provincia di Treviso con 1 milione di metri quadri. Diciamo un passo importante perché oggi non si può più ragionare a livello territoriale di comuni e di amministrazioni locali, ma a livello di grande territorio. Qualcuno già la chiama Grande Conegliano, altri fanno notare che nella cordata dei 13 comuni c'è anche Vittorio Veneto. Di fatto, al di là dei nomi, un intero territorio tra vittoriese e coneglianese si è candidato al riconoscimento di area urbana. Questo significa partecipare a un bando regionale su fondi prevalentemente europei da 170 milioni di euro destinato alla realizzazione di progetti di sviluppo urbano. Oltre alla città del Cima e a quella della Vittoria ci sono Colle Umberto, San Vendemiano, San Fior, Godega di Sant'Urbano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Tarso, Refrontolo, Pieve di Soligo, Susegana e Codognè. Dobbiamo essere in grado di confrontarci con gli organismi superiori avendo a disposizione un territorio importante, un territorio che è patrimonio dell'UNESCO, ma soprattutto un territorio che ha grandi progettualità che sono sovracomunali. Ora la palla passa alla regione che entro l'anno dovrà scegliere le aree urbane. Per la Marca ci sono altri due poli, quello di Montebelluna Castelfranco e quello di Treviso. Prima però per Chies, sindaco del comune capofila, va sciolto il nodo delle risorse umane. Se vogliamo oggi dare risposte ai cittadini non possiamo più pensare di farlo come singole amministrazioni ma come territorio di area vasta. Devo dire che questo è un appello anche nei confronti dello Stato centrale che non può pensare che le amministrazioni locali eroghino il servizio senza dare loro personale. Abbiamo i comuni più piccoli che stanno soffrendo, comuni con 10 addetti che non riescono a erogare i servizi e che non riescono soprattutto a mettere in campo le progettualità che servono per il PNRR. Per cui è inutile dare risorse se poi non diamo le necessarie capacità ai comuni per dare risposte ai cittadini.